Ciao a tutti ragazzi, benvenuti di un nuovo video di Spettacolo Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. Ed eccoci nel quarto video, o terzo, quarto sì, video di giornata, dove non parlerò di tutti i contenuti che di solito vi porto, tutta la mia collezione del Napoli, di tutti gli oggetti del Napoli. Allora, io direi, scusate un attimo, ok, stavo sistemando un attimo una cosa, io direi di incominciare subito. Allora, non vi ho messo quaderni e cose perché sono un migliaio e ne ho tutti nella libreria, alcuni nello zaino che domani devo andare a scuola che già mi sono preparato. Vabbè, e poi tengo anche alcune astucci riguardanti Napoli. Tutti gli astucci riguardanti Napoli, vabbè. Poi faccio vedere pure delle cose che ho creato vicino al muro. Che ho. Allora, io direi di partire da questo, mamma mia, storico personaggio per i napoletani. Ma penso che avete capito già che ci tengo molto a sta statuetta. Perché di solito, diciamo, l'ho presa 1 o 2 anni fa per quando stavo prendendo i materiali per il presepe. Sapete che per il presepe a Napoli è molto importante, è la tradizione. Trovai questa statuetta e decisi di prenderla e questa statuetta è fatta a mano, non è fatta in plastica, quindi se si scassa, infatti appena ve l'ho già fatta mostrare, vabbè, infatti in pratica dopo avervela spiegato un poco e dopo avervela fatta vedere farò un piccolo taglio e la metterò a posto sul presepe perché ho paura che si rompa. Eccola qua, la statuetta di Diego Armando, scusa non si vede la faccia, di Diego Armando Maradona. La fascia da capitano, numero 10 sui pantaloncini, vedi, questa diciamo, questo, questa cosa che va cioè questa tra virgolette, questa cosa fatta artigianalmente, che va a simboleggiare l'erbetta del Maradona. Vedete qua 10, Maradona, scudetto del Napoli, il Coppa Italia, il simbolo della Coppa Italia, e la marca del Napoli di quei tempi, che si chiama, qual era qua? Buitoni, ecco la faccia della vita. Ora faccio un piccolo taglio giusto per metterla a posto. Ok, ora c'è della cover del telefono, eccola qua, cover di Politano presa l'anno scorso, insieme al telefono che avevo comprato. Poi, un oggetto tipico del canale, lo scaldacollo, eccolo qua, con il logo del Napoli. Ma sai che cosa? Me lo metto pure, perché fa anche un po' fredda. Ok, i capelli sistemati, vabbè. Poi il taccuino del Napoli, fatto dalla Color Book. Eccolo qua. Vedete? Napoletano. Sta scritto Life is too short not to be napoletano. Scusate la pronuncia in inglese. E diciamo che scrivo magari le probabili formazioni del Napoli oppure i video che devo fare. Per esempio, qui sta scritto tutti i video che devo portare tra oggi e domani. Come vedete qua sta scritto collezione del Napoli. La X sul vero a simboleggiare che l'ho fatta e la X quando la metto qua vuol dire che non l'ho ancora fatta. E praticamente questi qua sono tutti i video che sono già usciti e un video deve uscire domani, che non so se avete letto il nome, però vabbè. Poi abbiamo un astuccio del Napoli, eccolo, con dei pastelli dentro, sempre del Napoli, alcuni li devo mettere a posto, la stessa cosa per pennare lì. Poi il diario del Napoli,
Ha scritto varie cose riguardanti il Napoli. Per esempio, ve lo faccio vedere questo, campioni d'Italia, terzo scudetto, oppure per esempio un altro. Uh, altra cosa, è per esempio questa, no, questo sì, ecco qua, il simbolo del Natale e cosa, e qui dove tutte le partite del Napoli in campionato. Poi un altro astuccio del Napoli, eccolo qua, SSC Napoli, poi tutta la roba del Napoli dentro, questo è più completo, ok, gomma temperino, poi un'altra gomma del Napoli, un attimo la mettiamo a posto, normale, perché non si mette, ok, del Napoli, no, l'ho messo tutto al contrario, vabbè, un'altra penna del Napoli, il righello del Napoli, e alcuni tutti i colori del Napoli, e con altri e con i pennarelli. Poi un altro astuccio del Napoli, eccolo qua, qui è dove metto tutti i pennarelli e alcuni vasselli, ecco qua. Poi non so se l'avete già vista nei video, magari in qualche live, la bandiera del Napoli, il portatile, non posso portare, lo zaino del Napoli con il numero 10, poi il libro del terzo scudetto, poi il libro del quarto scudetto, 24-25, primo libro fatto della stagione 24-25, poi il video della morte di Maradona, e poi il libro di Giuliano Giuliani, gran portiere storico del Napoli. Poi ho anche la cartellina della scuola riguardante il Napoli, che ora dovrebbe andare nell'inquadratura, ecco qua, sempre in collaborazione con lo, ecco qua, come vedete qui il Napoli, il logo del Napoli. Ora un attimo solo, ok, faccio vedere cosa ho messo in un muro di casa mia. Faccio un piccolo taglio, ecco qua, va giù qualcosa della luce, vabbè, con tutte le cose del Napoli, vedete qua, quasi tutti i campioni del quarto scudetto, la forza Napoli sempre, degli stili del Napoli, ecco qua, Kevin De Bruyne 11, poi quarto scudetto, qua è scritto again, a fatica, e anche Scott McFadden, tutti i disegni fatti da me, ecco, Amir Rachmani e altre cose, i campioni del terzo scudetto e il logo del terzo scudetto. Poi alcuni giocatori molto forti, i giocatori più forti passati nella storia del Napoli del secondo e terzo scudetto, il secondo scudetto, ho scritto in un spettacolo, ecco Giuliano Giuliani, questa la vittoria dell'Europa League, ecco, 88-89 del primo scudetto, ho scritto Maradona e un disegno fatto Buttarello di Maradona. E poi qua tutte le Coppe Italia con il suo anno, vedete 19 e 20, tutte le Coppe Italia, ecco qua, e anche le Super Coppe Italia. Eccomi di nuovo nella vostra azione e io direi di salutarvi. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!